Comincia Fruit Logistica 2019, sono in compagnia del Cavaliere Paolo Bruni, che saluto, presidente di CSO. Siamo nello stand rinnovato Italy The Beauty of Quality. Cavaliere, si è appena inaugurata questa manifestazione molto importante, perché? Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, direi che l'inaugurazione di questa edizione di Fruit Logistica lascia decisamente ben sperare. È stata un'opportunità ulteriore per le 60 imprese che sono qui allo stand Italy per incontrare i buyer di tutto il mondo, oltre che i buyer tedeschi, perché questa, come sappiamo, è la manifestazione più importante a livello mondiale. E noi come CSO Italy in questo contesto fieristico, oltre che accompagnare i nostri associati, siamo qui anche per presentare i nostri progetti presentati sui PSR regionali per valorizzare i prodotti a denominazione di origine, pera IGP dell'Emilia Romagna, pesca IGP di Romagna e asparago verde di Altedo. Abbiamo potuto vedere nel corso di questi decenni che le produzioni ortofrutticole che possono ottenere un reddito agli agricoltori sono quelle in grado di differenziarsi, sono quelle in grado di poter sottolineare una differenza. Lo è stato anche il successo del biologico, ad esempio, nel corso degli anni, e lo sono quelle produzioni che sanno far parlare di sé. Allora, pera, pesca e asparago verde di Altedo sono tre prodotti che meritano la nostra promozione e la nostra attenzione. I consumatori che se ne vorranno prelibare il palato ci daranno ragione. Sul biologico un altro progetto importante, Cavaliere. Sì, un progetto europeo, anche questo, che ci siamo aggiudicati per le annate 2019, 2020, 2021, che ci darà la possibilità di promuovere l'ortofrutta biologica, che ha avuto una grande crescita nel corso degli anni in Italia, in Francia e in Germania. Quindi una bella opportunità per allargare ancora questa fascia di consumatori amanti del naturale, dei gusti naturali, e che così facendo danno un'immagine positiva anche all'intera ortofrutta italiana. Siamo a Fruit Logistica, un appuntamento importante, ma altrettanto importante sarà alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, Futurpera. Sì, abbiamo proprio l'intenzione di lanciare in questi giorni qui a Berlino quella che sarà l'edizione 2019, che si terrà a Ferrara a fine di novembre. È chiaro ed evidente che è noto a coloro che si occupano un po' del mondo delle pere che le pere, in particolare le pere abate, quelle più famose, la cosiddetta pera regina, si fa in tre province che sono Ferrara, Bologna e Modena. L'aver individuato già da diversi anni nella città di Ferrara il punto dove fare una fiera interamente dedicata alla pera, dove si parla della pera dalla terra alla tavola, è un modo per rappresentare ai consumatori l'importanza di questo frutto, che viene talvolta non preso in considerazione perché bisogna sporcarsi le mani per sbucciarlo, ma è un frutto prelibato, prelibatissimo. Stiamo vedendo le immagini dell'inaugurazione con la visita del sottosegretario Alessandra Pesce, e da più parti si chiede con certezza un tavolo dell'ortofrutta. Sì, intanto voglio rendere onore e merito alla sottosegretaria Pesce di essere stata l'esponente di governo che negli ultimi 5 anni ha ridato attenzione all'ortofrutta a Berlino, perché purtroppo ci eravamo quasi disabituati alla presenza dei rappresentanti di governo in questo contesto, che credo sia una mancanza di attenzione decisamente da parte del governo, perché qui ci sono 450 o 500 espositori italiani nella fiera di Berlino, quindi dedicare attenzione significa dedicare attenzione all'economia italiana, questo gli va dato atto. La richiesta del tavolo ortofrutticolo a cui lei faceva riferimento è soprattutto per una priorità, perché come sempre quando si fanno dei tavoli ci sono tante richieste, però se vogliamo essere semplici e prioritari, l'assoluta necessità dell'ortofrutta italiana è quella di esportare di più, di conquistare nuovi mercati e di abbattere le barriere fitosanitarie
per raggiungere quei paesi, penso alla Cina, dove potrebbero andare le nostre pere, le nostre mele, la nostra uva da tavola nei prossimi anni. Se riusciremo a fare questo, avremo dato uno sbocco sicuro alle produzioni ortofrutticole italiane. Il 2018 è stato un anno importante per CSO, nuova sede, nuovi progetti. Quali sono gli auspici per il futuro, Cavalier Bruni? Di continuare sull'onda che abbiamo imboccato nel 2018. Lei non a caso ha citato, dimostrando di conoscerci, ha citato un anno veramente felice per il CSO Italy, perché si sono verificate una serie di congiunture favorevoli: l'acquisizione di questa nuova e bella e spaziosa sede, l'aggiudicazione di 3 progetti europei, l'aggiudicazione dei progetti sui PSR e tanta vitalità con la quale intendiamo portare i nostri soci in tutto il mondo. Grazie e buon lavoro al Cavalier Paolo Bruni, presidente di CSO Italy.